È terminata la partita, valida come primo incontro della Coppa Italia Serie A2 tra Castiglione e Matera. Ha vinto la squadra ospite per 6-2. Una sconfitta forse un po' troppo netta nel punteggio, però secondo me nel secondo tempo soprattutto è venuta fuori la maggiore esperienza del Matera, anche se il Castiglione alla fine ha anche lottato. Sì, indubbiamente, come ho detto ai ragazzi, il salto fra B e A2 è notevole, per cui il Matera è anche una bella squadra attrezzata per giocarsi anche la promozione, quindi è stato un buon test. Abbiamo tenuto la pista per un tempo e mezzo, in quel tempo e mezzo abbiamo avuto le occasioni anche per passare in vantaggio, siamo stati un po' imprecisi, però di fatto noi in questo momento siamo un cantiere aperto. Fino al 3-2 sono soddisfatto, anche se mi rendo conto che i due gol del Matera erano stati su nostri regali, come anche il terzo, però fa parte della partita, cioè giustamente l'avversario approfitta degli errori degli altri, quindi ci sta. Io sono contento quando vinco, però stasera porto di buono che una squadra di esordienti in A2 ha giocato bene. Anche perché nel frattempo è stata fatta fare esperienza a alcuni giovani della squadra, in particolare Diego Bracali, che è la prima pallina che ha toccato ha messo subito in porta l'1-0. Sì, Diego è un giocatore che non si scopre oggi, è bravissimo, io avevo molta fiducia in lui, quando l'ho messo non era un contentino, non era altro che veramente consapevolezza del suo valore e sono stato contento che mi abbia ripagato, abbia avuto la fortuna, quello che vuoi, di ripagarmi con un gol alla prima palla toccata. Quindi dicevo una squadra in un cantiere aperto, i prossimi allenamenti saranno quelli per cercare di un maggiore amalgama fra i giocatori, per far crescere di livello questa squadra che senz'altro a lungo andare potrà crescere tanto. Sì, nella squadra c'è comunque tantissimo entusiasmo, hanno sempre lavorato veramente bene, credendo in quello che facevamo, veramente dando l'anima, ma si è visto anche nella partita stasera, per cui ho tantissima fiducia in questa squadra. Siamo partiti subito con un avversario ostico, però ecco, indubbiamente anche da stasera abbiamo visto dove c'è da lavorare nel 4 contro 3, soprattutto nella gestione palla quando la prendiamo. Noi abbiamo preso un gol non a difesa schierata nel 4 contro 3 che abbiamo fatto bene, ma su un possesso palla nostra, l'abbiamo regalata all'avversario e ci abbiamo preso l'unico gol del 4 contro 3. Anche questo da una parte è confortante, dall'altra c'è da lavorare sul possesso palla in quei momenti lì.